Deseo en primer lugar, signor Rossellini, con quanto agrado converso con usted. Dirle, signor Roberto Rossellini, con quanto piacere mi trovo qui a conversare con lei. Vorrei ringraziarla per la sua presenza in Cile e anche per il suo figlio Renzo, con il quale ho già avuto occasione di parlare alcuni giorni fa. La vostra presenza e soprattutto la sua ci dà molta soddisfazione, perché lei con la sua esperienza potrà valutare l'utilità della lotta che stiamo ingaggiando e le ragioni della nostra battaglia. Io la ringrazio tanto e le posso assicurare che sono qui proprio con una partecipazione e una simpatia immensa. Da là, se vuole, possiamo cominciare la nostra intervista. Estoy a sus órdenes. La sua azione politica, almeno nelle sue grandi le motivazioni dell'uomo che ha fatto di sé un politico e il presidente del Cile. En realidad, yo pertenezco a una familia que ha actuado muchos años en la vida pública. Por ejemplo, mi padre, mis tíos, fueron gente que militaba. Cuando el Partido Radical... Appartengo a una famiglia che è stata per molti anni nella vita pubblica. Per esempio, mio padre e i miei zii furono militanti del Partito Radicale, quando il Partito Radicale era un partito avanguardia. Occorre ricordare che questo partito nacque con le armi in pugno, lottando contro la reazione conservatrice. Mio nonno, il dottor Allende Padin, fu senatore radicale, vicepresidente del Senato e fondò la prima scuola laica del Cile nel secolo scorso. A quell'epoca fu anche Serenissimo Gran Maestro dell'ordine massonico, che è la cosa più pericolosa che essere oggi militante del Partito Comunista. Ben presto, nonostante che appartenessi a una famiglia della media borghesia, lasciai la provincia, Valparaíso, e venni a studiare medicina a Santiago. Gli studenti di medicina a quell'epoca si trovavano nelle posizioni più avanzate. Io non mancai per questo all'obbligo di essere un buono studente. Ci riunivamo per discutere i problemi sociali, per leggere Marx, Engels, i teorici del marxismo.